Eccoci qui, adesso siamo dal vivo sul canale YouTube Veronica Pisano e chiudo dal profilo di Maurizio Gastaldi. Fine, ecco qua, qui sta caricando. Maurizio, lascialo in carica. Ecco, lascialo in carica, aperto così carica. Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti. Questa è la seconda live che facciamo perché l'abbiamo fatta prima, però internet non funzionava prima, adesso sta funzionando, quindi abbiamo già salutato. Andate a vedere l'altra live, ho salutato proprio tutti. Vado a chiudere la porta perché sta piovendo. Un po' rimane chiusa, ok. Bene. Andate a vedere l'altra live, è uscita molto bene. E ho trovato un testo perché c'era disordine nella scrivania e ho trovato un testo molto bello, Morti Gandubolis, una canzone tradizionale sarda che è diventata tradizionale sarda, dovrebbe essere dei primi del Novecento, dell'800, tra l'800 e il 900, vero Maurizio? Sì, esatto. Che ormai è diventata però popolare, una canzone popolare. Morti Gandubolis. Vai Maurizio! Capotasto al 2, è già al 2, ah no? Ah, eccola sì, tonalità in La. Morti Gandubolis, beni piegamenti, non mi lessi spruso in su mondo appenai. Non ti indistare scesare guardare indi e non pazzaste manco te mi indivigai. E me sei custa appena poca mindi, o sanami in tutto lasciami ispirai. Lasciami ispirai, chi morgiu contento, con mi mirai in questa malattia. Morti piegamenti a su proprio momento, ti sei aspettandi, qui non si sveglia. Questa vita mia non ci ne più scura, senza le paura morti beni grasi. E si promette un basilate non mancai. Nade non mancai, fai tutto pregei, nessuno un luogo, morti non ti stetti sì. Su primo saluto a figlio suoi mulleri, a babbo e a mamma, a frati e parenti. A tutti i viventi che monti in sa terra, morti belli in terra, messa sepoltura. A povero in figura, mi violi la sai.
Maurizio Veronica Gastaldi. Pisano. No, dillo più con più Veronica Pisano! Pisano! Grazie! Così. Oh, adesso facciamo un brano molto molto richiesto, che mi hanno proprio richiesto. Deus ti salvet Maria. Questa volta la dirò bene, tutto giusto? Tutto giusto, perché ho il testo. Stavo ricontrollando per non sbagliare, ma il testo questa volta è giusto, perché avevo perso una pagina, invece adesso c'è tutto. Lasciate un like al video, mi raccomando. Fate un'offerta al canale, non siate barboni, almeno un euro per il canale di musica sarda, il primo canale in Sardegna, nel mondo veramente, il primo canale al mondo a fare musica sarda dal vivo, Vai Maurizio, Deus ti salvet Maria, cantatela insieme a noi. Deus ti salve Maria, qui este gratia piena, de gratia cessa in pena, in sagurrente, de gratia cessa in pena, in sagurrente, su Deus onnipotente, cum tecus essi stadu, procita preservadu, immaculata, procita preservadu, immaculata. Beneita è la ondata, sopra tu gloriosa, mamma figlia e sposa de su Signore. Mamma figlia e sposa de su Signore. Beneitus figliore, chi è frutto de su seno, Gesù fiore divino, Signore nostro. Gesù fiore divino, Signore nostro. Prega de lua fizu vostro, chi tus los errores a nuestros pecadores nos perdone, a nuestros pecadores nos perdone, me da grazia non done, in vida e in sa morte, e sta dicciosa sorte in paradiso, e sta dicciosa sorte in paradiso. Grazie a Maria Carta per questa bellissima canzone, ovunque lei sia,
Grazie, grazie, sicuramente sarà qui con noi, dove volete che sia. Ok, ok, allora, ecco, volevo dire una cosa importantissima. Volevo ricordarvi che c'è un profilo Facebook mio che mi hanno rubato praticamente. Mi hanno rubato un profilo Facebook e eccolo qua. Attenzione, perché se rimanete suo amico rischia di rubare anche il vostro di profilo. Io ve lo faccio vedere. Segnalate questo profilo, era mio in precedenza, ci sono le mie foto, era mio, me l'hanno rubato e adesso si azzardano a mandare messaggi privati alle persone, ai miei amici, a leggere anche i miei messaggi purtroppo, credo, no? Quindi questa persona manda messaggi privati, tagga le persone, attenzione perché vi ruba il profilo, lo ruba anche a voi, non credo che lo faccia solo a me. Questa immagine del profilo l'ha messa lui, addirittura si è azzardato di cambiare la mia immagine del profilo. Vi rendete conto di quello che sta capitando? Guardate un po', questo profilo è fake, questo è fake, me l'hanno rubato, finge di essere me, ma in realtà io ne ho solo uno adesso di profilo ed è quello che Facebook vi mette in primo coso. Quindi poi volevo dire un'altra cosa, non lo so, comunque segnalate. Ecco, vi volevo dire, purtroppo io adoro la polizia, a me piace molto la polizia, le forze dell'ordine, evviva le forze dell'ordine, quando funzionano bene. Però purtroppo io non so da chi dipenda, ecco, sicuramente non dipende da loro, perché ci sono pochi agenti e quindi il lavoro da fare è tanto, perché i profili così che rubano sono tantissimi e loro hanno cataste così e alla fine impiegano anni, danno giustamente priorità ai casi più gravi. Io in passato sono stata minacciata di morte pubblicamente sul mio profilo Facebook. Ero andata dalla polizia postale, avevo fatto la segnalazione, la querela, mi avevano fatto querelare, anche se non volevano neanche farmi querelare. Poi gli avevo detto che mi avevano rubato anche l'identità su Facebook perché l'avevano già fatto e non mi avevano accettato la querela in quel caso. Solo le minacce di morte mi accettarono e mi dissero poi la richiameremo, comunque se le succede qualcosa ci chiami, mi dissero. Passati 9 anni mi richiamarono, io non mi ricordavo più di niente, e neanche la persona che avevano contattato, poi avevano scoperto chi era, anche questa persona non si ricordava più della cosa, cioè questi vanno al rilento, capite? Quindi aiutatemi a segnalare questo profilo fake, questo profilo Facebook fake, che mi ruba l'identità. Ve lo faccio rivedere, guardate bene, mettetevi gli occhiali, chi si deve mettere gli occhiali si metta gli occhiali, guardate un po', ecco, vi faccio un po' di ombra, non so come si debba fare su, ecco qua, non so se lo vedete, questo profilo è fake, mi ruba l'identità. Quindi vi chiedo la cortesia di segnalarlo a Facebook, di segnalarlo anche alla polizia postale, come ho già fatto io, e vi ringrazio tanto. Per questo video è tutto, ci diamo appuntamento al prossimo. Ciao!